È passata in Commissione Consiliare Affari attinenti alla programmazione poliennale la proposta di riqualificazione degli alberghetti di Via Gramsci, abbandonati da 27 anni, che un privato, Giugia Costruzioni di Mondovì, vuole trasformare in parte in alloggi, in parte in hotel. La richiesta di svincolo è stata approvata da Brasei, Cardinali e Lasigno per la maggioranza, contraria Paola Tassara, astenuto Federico Solari. In linea con il piano urbanistico comunale, il privato riqualificherebbe il moderno ad uso alberghiero e ristrutturerebbe il Bel Soggiorno e Royal trasformandoli in appartamenti. Noi ci siamo occupati degli alberghetti sin dall'inizio dell'amministrazione Bagnasco e eravamo molto preoccupati perché effettivamente l'economicità non c'è. Purtroppo il prezzo a cui hanno in carica gli alberghi e poi il prezzo di ristrutturazione comporterebbe un costo ad albergo di 6-7 milioni di euro, cosa che è fuori da ogni realtà di mercato, che in quella zona valgono più o meno la metà. Il fatto che poi abbiamo approvato il PUC, che il Comune ha approvato il PUC, il commissario ha approvato il PUC, aumentando un po' la percentuale ad uso residenziale, forse ha sbloccato la cosa, ma sicuramente l'economicità dell'operazione è molto ridotta. Contropartita per lo svincolo è il rifacimento del Teatro Auditorium delle Clarisse. L'aspetto esteriore degli alberghetti ricalcherà quello originale. L'aspetto esteriore verrà salvaguardato quello che era la parte storica, ci sono già dei pregi che sono stati evidenziati già in sede di progetto e che verranno recuperati, quindi la parte estetica risponderà a quello che è la parte storica di questi alberghi. La zona verrà completamente riqualificata. Poi c'è l'ultima parte, l'ultimo tassello che è il Savoia, che verrà poi di conseguenza, quindi quella zona lì assurge a nuovo splendore sicuramente. Tecnicamente adesso i tempi quali saranno poi per il passaggio in Consiglio, che poi è quello, il passaggio definitivo? A breve, 15-20 giorni, io penso che nel più breve tempo possibile convocheremo un Consiglio, forse anche monotematico su questo aspetto, vedremo, comunque nel più breve tempo possibile.